Cerimonia di premiazione della 75esima edizione del Mandorlo in Fiore. Popoli del mondo portano canti e balli delle loro tradizioni sul palco del Tempio della Concordia di Agrigento. Il Liceo Musicale Empedocle partecipa alla sfilata del Mandorlo in Fiore. Allo Sciascia oggi l'ASP per parlare di sicurezza stradale. Sicurezza nei luoghi di lavoro, un diritto non un dovere. Domani convegno seminario all'Università di Agrigento. Serie D, Licata pareggio, eccellenza all'Acragas, pareggio con il Castellammare. Perde il primo posto. Al terzo il Pro Favara, che ha incassato 3 punti segnando un gol all'Unitas Sciacca. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri, domenica conclusiva del Mandorlo in Fiore, va in soffitta anche questa 75esima edizione. Ieri la sfilata e l'esibizione al Tempio della Concordia, poi la premiazione. Vediamo. Agrigento, 75esimo Mandorlo in Fiore. Tempio d'oro all'Uzbekistan, consegnato nella Valle dei Templi dall'assessore regionale al turismo Elvira Mata, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco della città dei Templi Francesco Miccichè. Salvo La Rosa e Angela Chilli hanno presentato lo spettacolo innanzi a 5.000 persone. In città sono state circa 90.000 in occasione della domenica conclusiva della manifestazione iniziata con la tradizionale e partecipata sfilata dei gruppi. Il premio Gigi Casesa, storico presidente del gruppo Valdacragas, assegnato ai francesi del Ballet des Savoie. Il premio Ugo Recapriata dell'Associazione Siciliana della Stampa allo stesso gruppo dell'Uzbekistan. Dal distretto turistico Valle dei Templi il premio Costa del Mito al gruppo dell'India. Una location davvero meravigliosa, siamo a un passo dal Tempio della Concordia, quest'anno oltre 90.000 presenze, quindi da qua si capisce l'importanza internazionale che ha questa festa, la festa del Mandorlo, oggi alla 75esima edizione. Per noi è un evento davvero importante, per la Sicilia, non solo per Agrigento, per cui questa manifestazione è stata già inserita nell'elenco delle manifestazioni di rilievo dell'assessorato al turismo. Bisogna ovviamente continuare a programmarla, negli anni lo si è fatto ma lo dobbiamo fare ancora meglio probabilmente, perché è davvero dalla Sicilia ad Agrigento attraverso questa festa arriva al mondo un messaggio importante, il messaggio dell'amicizia, il messaggio della pace e quel messaggio dello scambio culturale tra popoli. Dopo 3 anni di pandemia finalmente riparte alla grande la festa del Mandorlo in Fiore, l'abbiamo voluta fortemente, c'è una massima partecipazione, i gruppi sono di alta qualità, l'organizzazione è perfetta. Ringrazio anche le forze dell'ordine che ci hanno permesso di poter organizzare questa festa e questo deve essere un punto di partenza, il volano per il futuro della nostra città. È vero che da qui parte un grido di cultura, di pace, di amicizia, di fratellanza, ma proprio voglio puntare sulla cultura. Agrigento è candidata a capitale italiana della cultura 2025, questo è il nostro patrimonio materiale e immateriale, quello che noi abbiamo davanti. Con questo noi dobbiamo cercare di migliorare le sorti agrigentine. Agrigento deve diventare una capitale anche europea di cultura. Oggi il 75esimo Mandorlo in Fiore, quest'anno è un'edizione straordinaria, imponente, perché è anche la prima dopo 3 anni di stop dovuti al Covid. 35 sono state le nazioni che hanno partecipato, tantissimi cortei storici, tanti gruppi folcloristici regionali, tantissima gente che è venuta qua ad Agrigento in questi giorni. Possiamo parlare di un'edizione veramente importante e ce lo testimonia questa gente che è venuta da tutta la Sicilia e da oltre la Sicilia ad assistere alle tante sfilate, spettacoli, ai tanti eventi che ci sono stati durante. Siamo alla fine di questo festival del Mandorlo in Fiore, arrivata alla 75esima edizione dopo uno stop forzato, ed è una festa di gioia, di colori, di emozione. La città è stata invasa da visitatori provenienti da tutta la Sicilia, ma anche dal resto d'Italia e anche da fuori, ed è stata una grandissima emozione sentire nuovamente i suoni dei gruppi folclorici di tutto il mondo risuonare qui vicino alle colonne del Tempio della Concordia. È un sentimento forte di amicizia, di pace, di concordia, un sentimento che in questo momento più che in altri periodi è significativo e importante.
Agrigento conquista nuovamente il suo ruolo da protagonista ed è questo che abbiamo è una grande eredità che dobbiamo continuare a portare avanti, che deve continuare a crescere. Abbiamo oggi avuto il piacere di avere anche l'assessore al turismo che ci supporterà, ci ha promesso anche in futuro per la crescita di Agrigento, che possa veramente essere la capitale della pace a livello mondiale. Direttore, approfitto di questa sua presenza per un consuntivo su ciò che è stata la giornata di ieri. Il clou La Valle è stata protagonista con l'assegnazione del premio all'Uzbekistan, insomma un suo bilancio anche di questo che è stata questa esperienza. Beh, ieri è stata una giornata fantastica, abbiamo aperto la Valle alla conclusione della manifestazione, i 5.000 visitatori hanno potuto ammirare quindi una valle che già ha preannunciato l'inizio della primavera con i suoi colori, i suoi odori, i suoi profumi e soprattutto anche i numerosi gruppi che venivano da tutte le parti del mondo hanno potuto godere di questo connubio di paesaggio e archeologia che rendono unica la Valle dei Templi. Il parco ha avuto un ruolo determinante nell'organizzazione di questo evento, all'inizio sembrava quasi un po' essere messo da parte, poi siete stati i principali sostenitori anche da un punto di vista economico. Beh, noi siamo stati i sostenitori da un punto di vista economico, sull'organizzazione abbiamo semplicemente messo a disposizione le nostre strutture, quali il Palacongressi e il Tempio della Concordia della Valle. L'organizzazione comunque si attesta al Comune, del quale abbiamo ritenuto di poter dare e dover dare il sostegno relativamente alla parte economica e soprattutto all'utilizzo delle nostre strutture. Ci sarà un nuovo nome per il prossimo anno per l'organizzazione della sagra del Festival del Mandorlo? Beh, noi siamo qui e ci occupiamo dei beni culturali, il Mandorlo si attesta all'amministrazione comunale. Il prossimo anno si vedrà quali saranno gli obiettivi e le finalità che il Comune vorrà assegnare per la realizzazione del prossimo Mandorlo. Ecco, iniziative a breve, ci stiamo già a grandi passi avvicinando verso l'estate, il parco sicuramente avrà tante cose in cantiere. Beh, magari qualche anticipazione, noi direttore. Abbiamo messo in cantiere già con determinazione che sono già state passate e sono all'inizio. A breve, la prossima settimana riprendono i lavori di completamento del marciapiede della via panoramica dei Templi, finalmente si completerà questo asse importante di valorizzazione di una via importante che porta alla Valle dei Templi, ma sarà un biglietto da visita anche per la città, perché realizzeremo un giardino che fungerà da biglietto da visita non solo per chi va alla valle, ma per chi arriva in città dal lato est. Poi abbiamo la scorsa settimana fatto delle attività culturali con i bambini, con la didattica ad Eracleamino, ed Eracleamino è un sito sul quale stiamo spendendo molto in attività culturali e anche come sostegno per renderlo alla prossima stagione, quella imminente, fruibile con nuove opportunità di valorizzazione, ma lo stesso riguarda per esempio la riapertura del Montecronio a Sciacca, dell'antiquarium. È un progetto che ormai abbiamo appaltato e dentro l'estate si potrà tornare a vedere questo antiquarium in una veste nuova, con una possibilità di fine settimana di avere delle iniziative culturali a sostegno dell'antiquarium stesso. Il liceo classico e musicale Empedocle è protagonista della sfilata del Mandorlo in fiore. Eugenio Cairone. Alla 75esima edizione del Mandorlo in fiore, ieri mattina c'erano anche gli alunni del liceo classico Empedocle di Agrigento ad indirizzo musicale, guidato dal dirigente scolastico Marica El Gagatto. A vedere sfilare i giovani musicisti composti e col passo sincronizzato a quello del loro maestro Carmelo Farrugia
È stato davvero un piacere e anche l'occasione per gustare la loro musica. Dicevamo del passo sincronizzato, cioè la marcia al passo, che ha dato un tocco di eleganza alla sfilata degli alunni del liceo conclusa al Viale della Vittoria davanti alla Villa Bonfiglio, tra due ali di folla. I ragazzi del liceo agrigentino ad indirizzo musicale avevano già preso parte venerdì sera alla fiaccolata. Ieri, giornata conclusiva della manifestazione, partecipare alla sfilata è stata un'altra occasione per farsi apprezzare e gli applausi ricevuti sono stati la testimonianza del grado di preparazione raggiunto dai ragazzi, grazie in primo luogo al maestro Carmelo Farrugia. L'ASP all'Istituto Sciascia di Agrigento per parlare agli studenti di sicurezza stradale. Un interessante convegno rivolto agli alunni sulla sicurezza stradale con operatori del settore che appunto approfondiscono il tema. Sì, una mattinata intensissima di spunti, di riflessione. Siamo sicuri di avere acceso le luci su argomenti fondamentali per la sicurezza dei ragazzi, futuri lavoratori, dei ragazzi come cittadini, dei ragazzi che possono trovarsi nel dovere di aiutare qualcuno che improvvisamente sta male. Un'occasione interistituzionale alla quale ci ha invitato l'ASP di Agrigento e che ringraziamo perché questa mattina il tema della sicurezza è stato sviscerato sotto tutti i punti di vista. Ciascuno di noi con delle competenze specifiche ha cercato di stimolare i ragazzi verso quell'acquisizione di abiti mentali che sono proprio improntati ad un senso di responsabilità e di prevenzione. Non vorremmo arrivare dopo, quando il fatto succede, quando spesso accade anche durante un'occasione di ex alternanza scuola-lavoro. Vorremmo invece pensare di arrivare prima attraverso un atteggiamento di conoscenza e attraverso quelle cautele necessarie da esercitare nel quotidiano, nella vita domestica, a scuola, quando ci si trova per strada, quando ci si trova in ogni contesto amicale, lavorativo, sociale. Per cui la presenza del comandante dei Vigili del Fuoco, dell'INAIL, dell'ASP di Agrigento, dell'ospedale, reparto di ortopedia e traumatologia, dell'Automobile Club, della scuola, fa sì che ai ragazzi arrivi un messaggio fondamentale. Ragioniamo per una cultura della sicurezza. L'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia vuole assumere questo impegno tutti i giorni, non in un episodico convegno, ma intende farsi aiutare dalle risorse professionali specifiche del territorio per, insieme a loro, in un sistema di alleanze virtuose, garantire la sicurezza per noi tutti. Ma in questa sede naturalmente rappresento l'azienda sanitaria che ha fortemente voluto questa iniziativa in ambito scolastico, perché noi siamo coscienti che la problematica della formazione debba assurgere a nostra attività prioritaria e lo facciamo anche perché l'assessorato alla salute ci indirizza in questo settore e quindi questo rappresenta il secondo e il terzo incontro che noi facciamo, a cui ne seguirà qualche altro, e in ambiente scolastico troviamo la collaborazione di altri soggetti che rappresentano un insieme organico per formare i ragazzi che sono particolarmente sensibili, che rappresentano il nostro target su cui poter agire, il nostro target fertile, perché rappresentano quello che sarà il futuro e quindi la formazione è fondamentale per essi. Quindi l'azienda, diciamo, che invita a fare queste attività perché le ritiene costruttive per la salute umana. Qual è il vostro contributo all'iniziativa di oggi? Innanzitutto dobbiamo ringraziare l'ASP per questa grande possibilità che ha dato a tutte le istituzioni pubbliche presenti sul territorio di partecipare e collaborare
tutti insieme a un'unica mission, che è quella della sicurezza stradale. È logico che andare a formare ragazzi come questi con questa attività di oggi è sicuramente più mirata magari degli adulti. Noi in qualità di Automobile Club d'Italia quindi abbiamo come mission non soltanto l'automobilismo in tutte le sue manifestazioni, perché noi rappresentiamo l'automobilismo e assistenza all'automobilismo a 360 gradi, ma ci occupiamo di sicurezza stradale attraverso tanti format che l'AGI Italia ci fornisce e che poi territorialmente andiamo ad erogare ad ogni diciamo, bambini, a ogni categoria, dai bambini delle più piccole età, della scuola dell'infanzia fino ad arrivare agli adulti, tant'è che abbiamo ora partecipato con l'ASP anche alla formazione di impiegati, di collaboratori dell'ASP di Agrigento. Colgo l'occasione proprio per ringraziare la dottoressa Schembri e tutta l'equipe che hanno avuto questa grande possibilità di formazione per gli adulti ma soprattutto per i giovani. Ecco, a questa iniziativa non poteva mancare il direttore dell'INAIL, chiaramente per dare i suoi consigli e per spiegare anche ai ragazzi l'importanza del vostro istituto. Sì, no, l'istituto tutela i lavoratori, tutela anche gli alunni delle scuole, a cui diciamo, ci preme poter dare questo apporto di educazione alla sicurezza, alla prevenzione, all'attenzione, alla consapevolezza, per evitare tutto ciò, conoscere i rischi ed evitare i pericoli che possono portare, come abbiamo visto in questo convegno, a danni seri, danni importanti, e se lo eviti sicuramente è meglio e vivi meglio. Quindi ambienti di vita, ambienti di lavoro che in qualche modo devono essere più sicuri e più attenti, più sereni, diciamo, da vivere. Convegno seminario sicurezza nei luoghi di lavoro, un diritto non un dovere. Oggi conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento di domani al Consorzio Universitario di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi una conferenza stampa per presentare una iniziativa, un convegno che domani organizzerete presso il Consorzio Universitario su tematiche che inerenti alla sicurezza del lavoro e anche altro. Sì, si tratta di un seminario di studi dal titolo La sicurezza nei luoghi di lavoro, un diritto non un dovere. È un argomento per sensibilizzare, diciamo, sia gli ordini tecnici che gli ordini medici. Infatti avremo presente sia il commissario Zappia che tutti i presidenti degli ordini, architetti, ingegneri, geologi, dei medici Petruzzella, degli psicologi, eccetera. Anche delle associazioni che si accreditano, che hanno voluto partecipare alla Unione, all'Associazione Rete Civica. La Rete Civica della Salute ha stipulato nel passato ed oggi dei protocolli d'intesa proprio per collaborare in questo obiettivo della salute delle persone, dell'ambiente e degli animali, e la dottoressa Trupiano è la presidente del suo club che presenterà pure lei, sottoscriverà pure il protocollo d'intesa. Abbiamo accolto con grande favore ed entusiasmo la proposta della Rete Civica per la Salute, che è costituita anche da tutta una serie di associazioni che veramente rappresentano l'eccellenza del nostro territorio. Rete Civica della Salute per noi del SOR Optimist significa avere la possibilità di esprimere il nostro contributo di donne su un tema che è quello della salute. Noi per esempio teniamo molto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla medicina di genere, ma anche è considerato che è un progetto molto ampio a darci la possibilità di esprimerci anche nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni, e portare dunque quello che è l'idea delle donne. Oltre al SOR Optimist anche il parco ha aderito alla rete? Sì, già un anno fa, durante il primo meeting della Rete Civica della Salute in provincia di Agrigento, il direttore Sciarratta, l'architetto, ha aderito col protocollo d'intesa perché è molto sensibile alle tematiche del benessere e della salute delle persone. Direttore, come mai avete aderito, con quale prospettiva? L'argomento è importante, è un argomento
sul quale non bisogna mai abbassare la guardia ed essere sempre informati ed essere sempre lì a cercare di fare bene, di acquisire nuove notizie in modo tale che il problema possa essere conosciuto e quindi prese le dovute misure per far sì che il benessere che riguarda il mondo del lavoro possa essere garantito. Quindi abbiamo aderito con piacere lo scorso anno perché ne condividiamo la iniziativa e per quello che possiamo daremo il nostro supporto e soprattutto per quello che ci interessa avremo anche da questa collaborazione la possibilità di acquisire nuove metodologie, nuove notizie che possano permettere il superamento di ostacoli che giornalmente e quotidianamente per il lavoro che facciamo sono sempre lì che possono nascere, ma questa collaborazione e questa erudizione che ci viene dalla collaborazione potrà essere un ottimo sollievo per risolvere i problemi. Anche il dottore Gennaro partecipa a questa iniziativa, in che veste? Io sono il responsabile cittadino della rete civica della salute, domani avremo modo di affrontare le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Molto spesso i costi, gli oneri relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati visti come degli oneri, quindi degli oneri subiti sia da parte delle pubbliche amministrazioni che da parte dei privati imprenditori. In realtà sono degli investimenti. Si pensi ai costi che molto spesso devono essere sopportati dalla collettività in conseguenza del mancato rispetto degli adempimenti, degli oneri, delle misure complessive per la tutela dei lavoratori. Si pensi alle morti purtroppo, agli infortuni, alle degenze in ospedale, a tutti gli oneri in termini previdenziali che successivamente ad un infortunio sul lavoro devono essere sostenuti dalla collettività. Domani avremo modo di esaminare questi profili. Si tratta di un momento di riflessione per capovolgere, per rivoluzionare il concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono essere visti come un investimento da parte dei datori di lavoro per la sicurezza non solo dei lavoratori, ma anche per abbattere i costi complessivi della tutela della salute. Il nostro ruolo è quello di coadiuvare le amministrazioni e nello stesso tempo dare delle linee di indirizzo, in questo caso riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi dobbiamo considerare come luoghi di lavoro non solo gli uffici comunali, ma un po' tutto quello che afferisce al comune, anche per quanto riguarda l'istruzione o altro, perché i luoghi di lavoro devono promuovere salute innanzitutto e per promuovere salute devono non solo considerare la sicurezza, ma anche attivare quelle situazioni che consentano, grazie a una buona salute e quindi attività motoria, mancanza di stress, di burnout, di evitare gli incidenti sul lavoro. Per gli infermieri agrigentini, formazione professionale e corsi di aggiornamento in una location nuova e più funzionale. È stata inaugurata infatti ad Agrigento la Casa degli Infermieri al centro direzionale di Contrada San Benedetto, in una nuova sede spaziosa e moderna che permetterà all'OPI di Agrigento, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, di svolgere ancora meglio le attività dedicate ai propri 3.600 iscritti. Il nastro è stato tagliato dal presidente dell'OPI Salvatore Occhipinti alla presenza dell'arcivescovo Alessandro Damiano, che ha benedetto la struttura. Il polo astrofisico di Isnello è ormai un'eccellenza legata alla qualità del cielo delle Madonie, che ai fini osservativi astronomici è uno dei cieli più belli d'Europa, ma rischia di chiudere. Vediamo. L'Unione Madonie chiede incontro urgente con il presidente della regione per poter accelerare i tempi sulla collocazione del nuovo telescopio su Monte Mufara proposto dall'Agenzia Spaziale Europea ESA e contestualmente dare un sostegno economico al Polo Astrofisico Internazionale Galassin di Isnello per evitare che un importante progetto di portata mondiale possa andare perso. I dati, si legge nell'istanza a firma di Pietro Macaluso, presidente dell'Unione Madonie, non lasciano dubbi sul riconoscimento della missione che il Polo Astrofisico
Scientifico Internazionale di Isnello svolge in termini di attività didattica e di divulgazione e ricerca scientifica, ma non può sostenersi solo con gli introiti dei biglietti dei visitatori, necessita quindi di garanzie finanziarie certe e adeguate a sviluppare i programmi di ricerca e svolgimento delle attività didattico-divulgative. Il Galassin, Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, è ormai un'eccellenza del territorio siciliano legato alla qualità del cielo delle Madonie, che a fini osservativi astronomici è uno dei cieli più belli d'Europa. Una caratteristica che ha anche determinato la decisione di Agenzia Spaziale Europea ESA di collocare il telescopio denominato Neostel Fly Eye sul monte Mufara, dove già è installato il telescopio Wide Field Mufara Telescope. Entrambi sono strumenti osservativi di eccellenza, prototipi mondiali nell'ambito dei telescopi a grande campo, destinati alla ricerca di avanguardia in campo astronomico di asteroidi, anche pericolosi per la Terra, detriti spaziali, pianeti extrasolari e stelle variabili. Il Galassin, prosegue il presidente dell'Unione Madonie, è quindi un bene prezioso per la regione siciliana alla quale si richiede un'assunzione di responsabilità, facendosi carico di garantire le occorrenze finanziarie necessarie. Se l'osservatorio astronomico chiude, come è molto probabile già entro la fine del corrente anno, significherebbe privare il territorio allargato delle Madonie di una risorsa che fin da ora, ma più ancora nel futuro, sarà un'importante occasione di crescita e di qualificazione culturale ed economica, così come la collocazione del nuovo telescopio. Da non dimenticare che il Galassin annovera anche numerosi riconoscimenti e manifestazioni di interesse da enti e istituzioni nazionali e internazionali e collaborazioni per progetti nazionali e internazionali. Trekking nella riserva naturale di Torre Salsa tra Siculiana e Monte Allegro con i Sicani Outdoor. Continua così la mappatura del percorso Sicani a piedi che unirà 29 borghi. Vediamo. Segue il nostro percorso con Sicani a piedi e oggi ci troviamo a Siculiana, siamo nella riserva di Torre Salsa. Faremo un percorso d'anello all'interno della riserva, quindi scenderemo fino al mare per poi risalire. Molta gente si sta avvicinando al trekking e diciamo che c'è proprio veramente un aumento domenica per domenica, quindi la gente è sempre più curiosa e diciamo che la natura attira tantissimo. Sicani a piedi sono 29 borghi all'interno dell'area dei Sicani, del distretto rurale di Qualità, e sono praticamente una sorta di applicazione che nascerà successivamente, dove ognuno potrà seguire il percorso tramite cellulare, tramite applicazione, in modo da poter fare una visita o più giorni all'interno del progetto di Sicani a piedi, in tutta l'area dei Sicani appunto. Il percorso che vedremo oggi è quello della Calcara, del Gipsum 2, che ci porterà poi giù in spiaggia, un po' conoscerà anche la costa di questa riserva. La riserva di Torre Salsa è importantissima perché è comunque un'area naturalistica di grandissima valenza che protegge un territorio che è un unicum, quello che è il sistema del retroduna che c'è in questa riserva, ma anche quello della flora e fauna, che è comunque una riserva abbastanza estesa, che è una fascia di grande rispetto naturalistico. Presentato il libro Il destino oltre il mare di Luigi Biondo, architetto e direttore del Parco Archeologico di Segesta. Vediamo. Buonasera a tutti, benvenuti. Mi dispiace se qualcuno è rimasto in piedi, ma la colpa è tua, Luigi, lo so, perché la colpa è tua perché quando ci sei tu si muovono le povere trapanesi. Mi convinca a prendermi per le mani questo libro e leggerlo. Perché è una storia di siciliani, perché è una storia assolutamente vera, perché è una cosa che ci coinvolge tutti, che ci farà pensare, e perché io non sono uno scrittore. Questa rassegna noi la organizziamo come Comune di Trapani già da 5 anni e dedichiamo sempre uno spazio agli autori locali. Quest'anno abbiamo un'edizione tutta trapanese, infatti è Trapani incontra Trapani. Ho imparato a scrivere dopo il liceo, perché fino al liceo facevo i temi ed ero anche piuttosto bravo, scrivendo per i telegiornali e ho imparato quello che significa scrivere. Poi adesso questa esperienza è stata ancora più complicata perché altre persone hanno dovuto studiare il mio libro, tagliarlo, cucirlo, rimetterlo a posto ed è stato non semplicissimo, anche doloroso, perché tagliare un pezzo di te
non è facile. Trapani incontra Trapani, questa quinta edizione, perché vogliamo valorizzare le enormi risorse che abbiamo a Trapani, e Luigi Biondo l'abbiamo tutti nel cuore. Un libro è qualcosa che tiri fuori da dentro e che regali agli altri, è un atto d'amore, non a caso è uscito il giorno di San Valentino. Io dico sempre che è qualcosa che si crea, che si mette alla luce, come se uno partorisse un figlio. Questo è un figlio con un parto podalico, perché ci sono voluti quasi 10 anni per portarlo alla luce. Ci sono voluti tanti viaggi in Tunisia, ci sono voluti studi negli uffici anagrafi e negli studi vari qui a Trapani, ad Erice, anche in Tunisia. È stato un lavoro complesso che mi ha molto coinvolto anche emotivamente. Iniziamo con questo bellissimo libro di un autore trapanese, di una storia che è anche trapanese. Nel 2009 stavo restaurando una cappella al Santuario della Madonna, scopriamo un affresco che ricordava una pesca miracolosa di corallo. Questa pesca mi ha portato in Tunisia, mi ha ricongiunto con la storia di mia madre che è nata lì e di tantissimi immigrati che sono andati lì. In un cimitero di campagna abbandonato a 30 km da Tunisi riscopro la tomba di mio nonno. Questo ponte ideale fra Tunisi e Trapani, questo ponte che non si è mai spezzato. Sì, la storia tra l'Italia e l'Africa, e a maggior ragione tra la Sicilia e il Nord Africa, è una storia antica che richiama già a echi antichissimi, tante storie di migrazioni da una parte o dall'altra. Spero che sia emozionante per voi come lo è stato per me. Cosa amerebbe che uscendo da questo uditorio questa sera rimanga in noi? Spero che questo pezzo di storia di tanti siciliani, più di 200.000 che sono andati via da questa terra e che sono stati un po' dimenticati, vengano ricordati. Adesso che abbiamo un'alta migrazione, quella dei nostri figli verso altri posti, verso l'estero, verso il nord, questa storia ci dovrebbe insegnare qualcosa e farci riflettere. Ritengo che veramente oggi questa storia che racconterà Luigi poi alla fine è una storia del popolo trapanese in tutte le sue ere. Sarò ad aprile a Tunisi perché l'altra sponda del Mediterraneo vorrei che si congiungesse con la sponda siciliana, e poi in giro per l'Italia. Spero che saranno tanti quelli che avranno la curiosità quantomeno di pensare di leggerlo. Non faccio né il filosofo né l'uomo di alta cultura, mi piace parlare delle storie vere della gente. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Siamo allo sport calcio, la 27esima giornata del campionato di calcio di Serie D vede il Licata pareggiare 1-1 con il Lamezia Terme. Vediamo. Analizziamo la partita, la classifica non la guardiamo. E chiaramente è stata una partita tosta, difficile, contro una buonissima squadra. L'avevo detto alla vigilia che questa è una squadra, anche se mancava qualche elemento in loro, era una squadra che doveva dare testa al Catania e poi si è perso un po' per strada, ma resta la qualità della squadra e l'organizzazione. Partita dura, siamo passati in svantaggio, non era facile recuperarla, passati in svantaggio sul finire del primo tempo, poi siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo avuto anche qualche buona occasione per vincerla, però direi che il pareggio mi sembra un risultato giusto e i miei hanno fatto una buona partita. Non eravamo sicuramente brillanti come siamo stati di solito in casa, però c'è da mettere che di fronte avevamo una grande squadra. Mister, abbiamo sentito prima il suo collega Romano, ha parlato di un pareggio giusto contro una squadra molto forte. Lei è d'accordo? È stata una bella partita, noi sapevamo di trovare una squadra forte perché poi i punti in classifica lo dimostrano, una squadra che gioca bene, una squadra che ha in rotulo uno dei migliori giocatori, ragazzo che io ho avuto a Brindisi e che ritengo un giocatore forte, quindi sapevamo di venire qui e fare una partita difficile anche perché noi attraversiamo un momento da quando sono arrivato io dove stiamo cercando di recuperare tanta gente, però devo fare un plauso ai miei ragazzi perché oggi secondo me abbiamo affrontato un'ottima squadra facendo anche noi un'ottima prestazione e con più cattiveria, con più attenzione a mio avviso era una partita che potevamo spostare ancora di più dalla parte nostra, però quando poi le partite finiscono pari non puoi fare altro che accettare il punto e andare avanti, però noi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ai punti, forse per quello che è successo anche in campo, per una situazione del primo tempo, parlo quella di Terranova che si era presentato quasi solo davanti al portiere,
secondo me lì la partita poteva completamente cambiare, però non è cambiata, accettiamo il punto e faccio complimenti anche alla squadra avversaria. Volete i playoff? Volete rimanere in griglia fino alla fine? Certo, noi ci giochiamo la Coppa che è importante, però allo stesso tempo non vogliamo uscire dalla griglia playoff perché i ragazzi lo meritano nonostante le tante difficoltà, loro si allenano in settimana a 1000, oggi noi siamo venuti in formazione molto rimaneggiata, ma non mi piace mai parlare di questo e non ne voglio neanche parlare perché oggi sono andati in campo 5 under, c'erano tanti ragazzi e qualcuno ha fatto anche le sorti in Serie D oggi e quindi noi dobbiamo continuare a lottare indipendentemente da tutto e fare queste prestazioni. Questa prestazione in un campo difficile è una prestazione che lascia ben sperare. Rispetto a Brindisi ha trovato un rotolo migliorato, maturato? I ragazzi più passa il tempo e più crescono, io lo avevo 2 anni fa dove addirittura da 99 era ancora under, però per me un giocatore così under non lo è e infatti lui gioca anche non da under, questa è la cosa che a cui io faccio i complimenti, un ragazzo che ho sempre sentito e che continuerò a sentire, è un ragazzo speciale a cui nascono poi determinati rapporti che vanno avanti anche quando non si lavora insieme, quindi faccio i complimenti a lui e a tutta l'Icata, è stata una bella partita, ripeto, potevamo essere più bravi noi o lo avevamo anche fatto per spostarla dalla nostra parte, però prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare. 27ª giornata del campionato di calcio Serie D, l'Akragas gestisce male il finale di partita e il Castellammare pareggia di rigore al 92esimo. Carmelo Lentini. Un calcio di rigore al 90esimo in favore del Castellammare per atterramento di Ba da parte del portiere Lezzai frena la corsa dell'Akragas verso l'alto. Una strana partita che ha visto sempre in avanti la compagine biancazzurra che probabilmente ha solo il torto di non aver saputo raddoppiare il vantaggio ottenuto con Gaccetta al 33esimo del primo tempo. Un Akragas sfortunato che perde l'appuntamento importante con la vittoria ed ora guarda con attenzione a ciò che succederà nelle prossime 5 giornate. Ma vediamo un po' la partita, primo tempo interamente di marca biancazzurra che attacca a testa bassa nel tentativo di sbloccare subito il risultato. Occasioni si registrano sin dai primi minuti, al secondo con Cipolla di testa, cui seguono le conclusioni di Semenzine e la traversa direttamente sul calcio d'angolo di Garufo. Un po' di sfortuna, occasioni per raddoppiare, poi arriva al 33esimo Gaccetta con un piattone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il quale infila il portiere Grimaudo. Seguiranno altre occasioni per raddoppiare con Dall'Oro, ma si va a riposo con il vantaggio di una rete. Nella ripresa il tecnico Terranova sostituisce Manzur con Vitelli, ma cambia poco dal punto di vista tattico. Al 54esimo Cipolla manca la rete del raddoppio, il nuovo entrato Vitelli sbaglia la mira ed ecco che il Castellammare, sino a quel momento molto attentista, esce fuori gli artigli ed inizia a martellare la difesa akragantina con i nuovi entrati. Oramai il traguardo della vittoria biancazzurra è all'orizzonte, ma un'incursione del mobilissimo Ba mette in apprensione la difesa ospite. Il forte attaccante gambiano va via verso l'area, ma viene affrontato con decisione dal portiere akragantino Lezzai, che lo butta giù senza tanti complimenti. L'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty al Castellammare. Dall'11 metri trasforma l'ex biancazzurro Caronia che supera Sansone, subentrata ad Lezzai, espulso. Finisce in parità e a 5 gare dalla fine del torneo la lotta al vertice rimane sempre più che mai aperta e imprevedibile. Il prossimo turno l'Akragas ritorna a giocare al Seneto contro il Gela. Ancora calcio, restiamo in eccellenza. Favara Unitas Sciacca 1-0, una rete al 79esimo regala 3 punti alla squadra di Catalano. I gialloblu salgono a quota 54, consolidando ulteriormente il terzo posto e rosicchiando 2 punti all'Akragas. Giuseppe Moscato. La Pro Favara si aggiudica il derby con lo Sciacca, rafforza la terza posizione in classifica, accorcia di 2 punti il distacco dalla vice capolista Akragas e allunga anche sul Don Carlo Misilmeri, sconfitto in casa dal Mazzara e sotto di 7 punti. Dopo l'immeritata sconfitta nel derby con l'Akragas, la Pro Favara torna a vincere tra le mura amiche.
Lo Sciacca Maidomo è in buona forma, dopo la sconfitta interna con il Resultana cade anche a Favara, ma si arrende solo alla fine dopo aver disputato una discreta gara. La Pro Favara gioca un primo tempo al di sotto delle proprie possibilità, fatica un po' a trovare la via del gol. Rete che arriva al 10° della fine con Caternicchia appena entrato in campo che sfrutta un'azione di De Luca lanciato dalla Piana. Sì, vero, lo Sciacca è stato un avversario tosto, duro, ma questo lo sapevamo già prima della partita. È vero che abbiamo risucchiato 2 punti all'Agragас, però in questo momento guardare la classifica sinceramente non è che mi interessa più di tanto. Forse è meglio guardarla dietro, che abbiamo preso altri 3 punti al Misilmeri e questa forse è la cosa più importante. Per quanto riguarda la partita, sapevamo che era una partita difficile, una partita tosta. Devo dire che la prima parte della gara siamo stati un po' sottotono, ma non perché i ragazzi non sono stati bravi, siamo stati un po' sottotono perché lo Sciacca chiudeva tutti gli spazi, si metteva sempre dietro la linea della palla, 4 dietro, 5 in metà campo, e quindi trovare le imbucate come troviamo sempre non è stato facile. In più ci mettiamo che non abbiamo messo lo stesso ritmo, la stessa intensità che abbiamo messo nelle altre partite, e questo sì che il primo tempo è andato scivolando così. È anche vero che la seconda parte della gara c'è da dire che i ragazzi hanno cambiato atteggiamento, siamo entrati in campo con un piglio diverso, una squadra aggressiva, una squadra vogliosa, una squadra che ha voluto e ha cercato a tutti i costi la vittoria, e credo che alla fine l'abbiamo ottenuta meritatamente. Le sostituzioni hanno fatto insomma un qualcosa in più, è stato il plus valore che ha permesso forse di vincere. Ma io l'ho detto anche sabato mattina in conferenza stampa, io ho un gruppo di ragazzi importanti, meritano tutti di giocare, quindi quando faccio un cambio so che chi entra darà il massimo. In seconda parte della gara, oltre ai cambi, abbiamo cambiato anche modulo, abbiamo cercato di giocare con 2 centravanti di peso, passando da un 4-3 a un 4-2-4, poi siamo passati a 5 dietro perché i ragazzi erano un po' stanchi perché avevano dato tanto, però la cosa importante è aver vinto la partita. E questo devo dare merito ai ragazzi che dopo le difficoltà della prima parte della gara sono entrati in campo con un piglio diverso e hanno voluto questa vittoria a tutti i costi. Però nel secondo tempo penso che non abbiamo, il nostro portiere è stato operoso, per 47 minuti era un totto per dentro l'arbitro. Abbiamo avuto una piccola distrazione, non abbiamo chiuso la diagonale, ci può stare. Il Favara è una squadra molto importante, una squadra attrezzata anche, diciamo così, per la vittoria finale del campionato, perché se non avesse perso con l'Aia e avrebbe vinto si ritrovasse già in delle posizioni importanti di classifica. Noi siamo una squadra giovane, visto che mancando qualche giocatore perdiamo anche quella brillantezza che possiamo avere nelle giometrie, soprattutto in mezzo al campo. Non dimenticate che voi siete giocatori di tutto rispetto come Bossa, un giocatore che ho lusso in questa categoria. Io una grande stima a questo ragazzo perché l'ho affrontato anche in categorie superiori. Favara dietro è messo bene, in mezzo al campo, davanti, c'è da recriminare. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. I complimenti per la sua squadra sono tutti meritati, avete fatto un'eccellente partita, forse una delle migliori squadre che abbiamo visto qui al Comunale. Io vi ringrazio, però è chiaro che i ringraziamenti lasciano il tempo che trovano, sono i punti quelli che contano nel calcio. Non è la prima volta che succede, noi abbiamo fatto grandi partite, però alla fine ce ne andiamo con la mare. Una partita a velocità alterne con cambi di campo e con occasioni da entrambe le parti. Al quarto Lupo non aggancia il pallone a pochi passi dal portiere ospite. All'8° i saccensi protestano per un fallo di mano al limite dell'area. Al 40° palla gol per Graziano che non sfrutta a dovere. Nella ripresa al 6° cross dalla sinistra della Piana, Graziano appostato a destra da ottima posizione, calcia al volo in alto. La Pro Favara cerca il vantaggio che sfiora al 67° con un tiro di La Piana che accarezza il palo alla destra di Zummo. Al 68° sono i locali a protestare per un atterramento in area saccense.
Finalmente arriva il gol di Caternicchia che fa esplodere il comunale e decreta la vittoria dei ragazzi di mister Catalano, che tengono ben saldo il podio e, come detto, rosicchiano 2 punti all'Acragas che resta fermo a 59, con i gialloblu che salgono a 54. Il Misilmeni rimane fermo a 47 punti, differenze molto importanti in prospettiva dei play-off. Oggi è stato un gol abbastanza importante, che dire, fare gol è sempre un'emozione, specialmente quando si vince e si è decisivi, è bello. Il tuo ingresso ha dato un po' una svolta alla gara, un Pro Favara che era un po' sotto nel primo tempo, si è risvegliata nel secondo, con te ha trovato una marcia in più. Ma che dire, il mister stavamo facendo, allora oggi è stata una partita tra virgolette tosta, perché lo Sciacca è una buona squadra allenata da un buon allenatore, specialmente di categoria, e quindi oggi è stata una partita molto combattuta, e poi il mister mi ha chiamato in causa e poi è arrivato il gol. Penso che l'analisi della partita oggi è chiara. Abbiamo fatto un primo tempo, non eravamo il solito Pro Favara, però penso che ormai si preoccupano di noi, quindi non vengono più spensierati a giocarsi la partita. Ormai vengono qua per provare a portare il punticino a casa, perché ormai fare punti contro la Pro Favara è diventato difficile per tutti, quindi chi riesce a portarsi un punto dal Brucculeri penso che torna a casa soddisfatto. Sì, vabbè, io non penso alla mia di partita, ma cerco appunto di guardare il collettivo, e posso solo fare i complimenti a tutti i miei compagni dal primo all'ultimo per come abbiamo saputo reagire alle difficoltà di questa partita. Qualche problemino lo Sciacca lo ha creato in avanti? Sì, assolutamente, ma noi infatti abbiamo rispettato l'avversario, perché lo Sciacca è una grande squadra. Sì, una partita un po' difficile, eravamo un po' stanchi forse perché abbiamo fatto tante partite, per noi sono tutte finali, quindi abbiamo sofferto un po' il primo tempo, il secondo tempo con un po' di grinta in più ce l'abbiamo fatta. E adesso uno sguardo alla classifica del campionato di eccellenza con Carmelo Lentini. Come si era ipotizzato, subito dopo lo sfortunato pari esterno dell'Acragas con il Castellammare, l'Enna ha operato il sorpasso vincendo con un calcio di rigore contro la Nissa. Purtroppo la compagine dei Templi, in forte credito con la fortuna, a 5 gare dalla conclusione del campionato, lascia la prima poltrona all'Enna, in attesa comunque di tempi migliori. In questa giornata si registra la sorprendente vittoria esterna del Mazzara sul campo del Don Carlo Misilmeri e la sonante e prevedibile vittoria a sol di gol anche dei cugini della Mazzarese. La Pro Favara fa suo il derby con lo Sciacca e si gode la terza posizione solitaria. Il Gela, prossimo avversario dell'Acragas, domenica prossima al Seneto ha pareggiato in casa contro l'Oratorio Marineo. Ma vediamo di conoscere i risultati di questo turno. Cus Palermo Casteldaccia 0-0, Castellammare Acragas 1-1, ricordiamo giocata sabato, Don Carlo Misilmeri Mazzara 2-5, Enna Nissa 1-0, Nuova Città di Gela Oratorio Marineo 1-1, Pro Favara Unitas Sciacca 1-0, Resuttana Leo Vortese 3-1, Mazzarese Parmonval 7-0. Mentre il Cus Palermo non è 0-0, ma ricorreggiamo, è finita 3-1. Dunque per una classifica che vede in vetta l'Enna con 61 punti, Acragas in seguito 59 e sotto di 5 punti c'è la Pro Favara con 54. Più distante il Don Carlo Misilmeri con 47, poi seguono Mazzarese 44, Mazzara 42, infine c'è Unitas Sciacca 38. Tutte queste squadre dal secondo al sesto posto praticamente lottano per una posizione ottimale nei play-off. E poi c'è il Casteldaccia insieme con la Nissa con 28 punti, l'Oratorio Marineo 26, Castellammare Leon Vortese 25, Resuttana
e Nuova Città di Gela 23, Cus Palermo 22 e Parma Valle 8. Ed ora cerchiamo di capire quale sarà il prossimo turno che vedrà in casa l'Acregas con il Gela, poi ci sarà Casteldaccia Enna, Mazzara Resultana, Nissa Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo Cus Palermo, Parma Valle Castellammare, Profavara Mazzarese e Unitas Sciacca Leonfortese. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!